sport, come spesso accade, mette insieme il meglio e questo accadrà a Cortina, sempre di più perla delle Dolomiti, grazie alla Savoia Summer Cup organizzata dal Tennis Country Club in collaborazione col Savoia Grand Hotel. La novità che spicca è il periodo, infatti sarà la prima edizione a svolgersi in piena estate, dall'8 al 10 agosto prossimi, come ha ricordato nel proprio intervento Andrea Mantegazza, presidente del Tennis Country Club. Due i team che si contenderanno la prestigiosa coppa. Team composti da personaggi famosi del mondo della televisione, del cinema, dell'economia, della politica e soprattutto appassionati del vivere a Cortina, come tra gli altri Jimmy Ghione, Francesca Fichera, Igor Cassina, Riccardo Patrese, Cristian Ghidina, Massimo Scarpa, Daria Baicalova, Vittorio Pesato, Francesca Donatan, Stefano Mellocaro, a cui potrebbero aggiungersi alcuni nomi top ancora tenuti coperti dall'organizzazione. A completare il già notevole cast anche due protagonisti della Terra Rossa come Carlos Taberner e Filippo Volandri, professionisti ATP. Ma oltre allo sport, oltre ai momenti glamour, non poteva mancare l'aspetto solidale, ha sottolineato Paola Bergamo, presidente del comitato organizzatore. Infatti, sabato 10, durante la serata al Grand Hotel Savoia, saranno battuti all'asta oggetti messi a disposizione dai partner della manifestazione, tra cui una bottiglia Jérôme da 5 litri autografata con le prestigiose firme dei partecipanti al torneo. Conterrà un vino selezionato da Alberto Padovan per il suo brand Fare Cantine e dedicato al mondo del mare e della vela in particolare, ed infatti il nome di questa etichetta è Sea Breeze, ovvero brezza marina. Un vino, un blend Chardonnay Sauvignon particolarmente adatto per il mare, presentato in anteprima in montagna. Ma la cosa più importante è che il ricavato di questa asta sarà devoluto alla Onlus Hill, che si occupa di ricerca per i tumori infantili cerebrali, quindi i bambini prima di tutto. Una novità sarà anche lo svolgimento del concorso di Miss Mondo e Mister Italia, con momenti dedicati alle sfilate delle aspiranti Miss e l'aggiudicazione della fascia Cortina. Altro appuntamento importante è la consegna dello Scoiattolo d'Oro, un riconoscimento, un modo per dire grazie a personalità di spicco e al loro impegno anche per Cortina, come è stato per Adriano Panatta, Matteo Mursia, Beppe Dossena, Paolo Bertolucci e tanti altri. Un programma molto denso con inizio nella giornata di giovedì 8 agosto con le sfide di paddle all'Apollonio Country Center. Venerdì, dalle ore 15, i protagonisti saranno al Tennis Country Club, dove sabato si svolgeranno le fasi finali. Sempre sabato, ma alle 19, al Grand Hotel Savoia ci sarà l'Azimuth Event Night, con le premiazioni e l'asta di beneficenza. Proprio Alberto Loro di Azimuth ha spiegato durante la conferenza stampa la scelta come sponsor di un evento che abbina un'azienda milanese e una importante realtà sportiva cortinese, in un'ottica di collaborazione sull'asse Milano-Cortina Olimpiadi 2026.